colonna di denso fumo nero, paura stamane a Porto Buffolè per l'incendio scoppiato all'interno di un'azienda che produce arredo bagno, decine di mezzi dei vigili del fuoco in azione. Aggressione davanti a un locale a Fonte questa mattina, una barista messa in salvo dal provvidenziale arrivo di un fornitore che ha messo in fuga l'uomo. Scadute le 12 i termini per depositare le candidature per le amministrative in corsa dalla Marca, 40 candidati sindaco, il più giovane ha 24 anni, il più anziano 82. Scuolabus fortunatamente senza passeggeri prende fuoco in corsa lungo l'autostrada A27, chiuso per un'ora il tratto tra Belluno e Fadalto in entrambe le direzioni. Schianto tra due auto nella notte ad Asolo, feriti 7 giovani che si trovavano a bordo delle due vetture, una di queste è finita in un fossato. Tragedia di paese attesa per la data dei funerali di Davide Pavan. Per quel giorno il sindaco di Morgano chiede un minuto di silenzio in tutte le scuole. Ieri la veglia di preghiera degli amici. Censimento delle scorte di cereali e incarico agli esperti di segnalare le varietà più produttive. Queste le richieste del Ministero dell'Agricoltura arrivate anche dalla Marca, dove non si esclude il rischio razionamento del grano. Oggi è il primo giorno di apertura della mostra su Antonio Canova a Treviso. Vittorio Sgarbi ricorda la modernità dell'artista con un'opera che lega la Marca all'Ucraina. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con un'ampia pagina di cronaca, ma poi anche con la politica. Prima di tutto però la cronaca della paura, la paura vissuta questa mattina a Porto Buffolè, le fiamme, poi una colonna di denso fumo nero visibile a chilometri di distanza per l'incendio scoppiato in un'azienda di arredo bagno. Dalla colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza all'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco passano pochi minuti in una mattina che a Porto Buffolè fa temere il peggio. Le sirene dei pompieri viaggiano in direzione zona industriale e in poco tempo il passaparola nel piccolo paese corre, perché ad essere aggredita dalle fiamme è un'azienda molto nota, la Nikos, che tra la sede trevigiana e quella di Prata di Pordenone dà lavoro a 150 dipendenti. Fiamme nella ditta che in via Bastie produce lavabili, piatti docce e vasche da bagno. Fiamme in un edificio con all'interno resine, vernici, materiale plastico usati per la produzione. L'incendio fino adesso sulla zona produttiva non l'ha presa, abbiamo problemi normali per lo spegnimento della guaina sul tetto, stiamo provvedendo. Per il momento abbiamo tutte le forze disponibili, squadre di Pordenone, di Treviso, volontari Gaiarine e anche di Sacile e distaccamenti vari. L'incendio scoppia poco dopo le 11:15, a quanto pare durante i lavori di manutenzione e polizia per il fine turno. Cause tutte da definire. L'allarme tra i dipendenti è immediato e consente ai vigili del fuoco di riuscire a circoscrivere il rogo pur se con difficoltà. La buona notizia è che tra i dipendenti presenti nessuno è ferito, ma i timori non mancano. Il primo è che i liquidi infiammabili potrebbero innescare scoppio o esplosioni, ma il pericolo viene scongiurato presto, prima che si presenti il secondo ostacolo. Il problema è la guaina sul tetto. Cosa potrebbe provocare? Fuoco, fiamme, percolamento sul materiale sottostante. Si lavora incessantemente mentre nelle vicinanze dell'area si accalcano numerose persone, la maggior parte operai della stessa azienda, ma anche di ditte vicine o semplici residenti. Troppo pericoloso, tanto che la zona viene resa off limits dagli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco. Dispiace per quello che è successo, è un'azienda importante del territorio. Per fortuna so che non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Con il passare delle ore il super lavoro dei vigili del fuoco dà i suoi frutti e anche la situazione della guaina viene risolta. ARPAB è stata nel frattempo allertata per rilevare un eventuale inquinamento dell'aria, ma il sindaco è ottimista e per il momento non vengono emanate ordinanze. Al centro di Porto Buffolè sinceramente non si sente niente, per fortuna, perché l'aria tirava verso Fontanelle, quindi non verso Porto Buffolè. Quindi da questa parte abbiamo solo fabbriche, non abbiamo neanche abitazioni, quindi il problema diciamo è relativo se resta in questa area. Danni ingenti ovviamente ancora da quantificare per il rogo, sotto shock i titolari e i dipendenti. Tra quelli accorsi sul posto c'è anche chi ha sfiorato il dramma per poche ore. È brutto, molto brutto purtroppo, perché che adesso quanto si andrà avanti non si sa.
Noi siamo dipendenti e dunque... Il timore per il futuro, inevitabile, la voglia di sapere quando e come ripartire. L'altra faccia della giornata a Porto Buffolè è quella dei lavoratori. Ci sono gli operai con le braccia e il volto annerito dal fumo che escono dalla struttura quando ancora le fiamme stanno impegnando i vigili del fuoco e hanno i volti rigati da lacrime o con i segni addosso dello shock per lo scampato pericolo. E ci sono i loro colleghi accorsi da casa per vedere la loro Nikos aggredita dalle fiamme. Qualcuno aveva lavorato proprio stamane, staccando il turno alle 6. No, io ho saputo tramite mio marito che è venuto a casa e mi ha detto guarda che sta prendendo fuoco. Ma ho detto no. Perché io ho finito il turno stamattina e era tutto a posto. Vengono i brividi nel rendersi conto che solo qualche ora dopo è scoppiato l'incendio. E tra chi arriva c'è anche il timore che qualcuno dei colleghi si sia fatto male. Un po' la paura, sì, come tanti, penso come tutti, credo, però penso che sì, ci sta insomma in queste situazioni. Si cerca di consolarsi a vicenda, mentre fuori, come spettatori di un dramma non richiesto, ci sono anche i titolari dell'azienda. Nessuna voglia di parlare al microfono, solo una mezza frase con un filo di voce. La cosa importante è che nessuno si sia fatto male. C'è una causa da accertare, ci sarà una conta dei danni da definire. Anche il sindaco cerca di dare qualche parola di consolazione. Lui che il nome Nikos lo conosce molto bene. È una delle prime aziende dove ho cominciato a lavorare io quando ero giovane, alla Nikos Albina di Gaiarine, quindi nel 1987. I miei primi 4 anni di lavoro li ho fatti alla Nikos, quindi un pezzo di cuore, tra virgolette, lo ho nella Nikos con questo nome. Adesso ancora la cronaca, ma andiamo a Fonte con una aggressione davanti a un locale questa mattina, una barista appunto aggredita alle spalle da un uomo che poi è stato messo in fuga per caso. È arrivata come ogni mattina al lavoro, una giornata come tante, ma che in un attimo si è trasformata in un incubo. La vittima è una barista. Sono le 7 del mattino quando la dipendente di una pizzeria bar di Fonte arriva nel locale. Deve aprire l'attività. All'improvviso viene aggredita da un uomo che si trova alle sue spalle. Non lo conosce. Sono attimi di panico per la donna che però non cede e reagisce. Lotta con tutte le sue forze. L'uomo sembra abbia tentato un approccio sessuale. La vittima si è difesa. L'aggressore l'ha malmenata e minacciata con un oggetto contundente, ha stretto le mani sul collo della vittima, tanto che ha riportato delle lesioni sul collo e sul fianco. A salvare la donna all'arrivo in quel momento di un fornitore del bar che costringeva alla fuga l'aggressore. L'uomo si è allontanato velocemente a piedi nelle vie circostanti facendo perdere le tracce. Sotto shock la barista ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco. La barista è stata soccorsa dagli uomini del SUAM 118. Le lesioni sono lievi ma la paura è stata tanta. Ora sono scattate le indagini, verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto ed un nome all'aggressore. È caccia all'uomo. Tralasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo subito. Prima però parliamo di politica, di elezioni amministrative, perché sono scaduti oggi a mezzogiorno i termini per depositare le candidature per le amministrative del prossimo 12 giugno. In corsa nella Marca 40 candidati sindaco, il più giovane ha 24 anni, il più anziano 82. 40 candidati sindaco sostenuti da altrettante liste e una carica di oltre 500 candidati al ruolo di consigliere. Giochi fatti nei 17 comuni della Marca che andranno al voto il prossimo 12 giugno per rinnovare sindaco e consiglio comunale. I termini per la presentazione delle liste sono scaduti alle 12 di oggi e salvo eventuali esclusioni per irregolarità, i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino sono dunque 40, 28 uomini e 12 donne, ognuno con una sola lista a sostegno, essendo tutti i comuni in questione sotto i 15.000 abitanti. Nessuna necessità di secondo turno dunque. Alle urne saranno chiamati quasi 102.000 elettori, suddivisi in 104 sezioni, su una popolazione residente di 110.000, mentre per il referendum i trevigiani al voto, la totalità degli over 18, saranno circa 600.000. A Casale sul Sile 3 sfidanti, Lorenzo Biotti, Graziano Sartorato e Stefania Golisciani, a Susegana solamente 2, Gianni Montesele e Maurizio Trentin. Sfida 2 anche a Trevignano tra Franco Bonesso e Gino Pozzebon, il decano dei candidati con i suoi 82 anni. Fin qui i centri oltre i 10.000 abitanti. A Silea in campo l'uscente Rossella Cendron, Pierantonio Conte e Elia Spolverato. A Resana un altro uscente, Stefano Bosa, dovrà vedersela con Leopoldo Bottero e Loris Mazzorato. Il comune con il maggior numero di candidati nella Marca è Cessalto. Anche qui l'attuale sindaco Luciano Franzin dovrà difendere la sua leadership da 3 rivali: Emanuele Crosato, Edoardo Niers Carretta e Marzia De Favero. Scenario simile a Possagno, dove a
sfidare l'uscente Valerio Favero ci sarà Ivano Zatta. Corre per il secondo mandato a Borso del Grappa Flavio Dallagnol, a cui contenderà la poltrona di sindaco Nadine Tabacchi. Lo stesso accade a Godega di Sant'Urbano, dove Paolo Aguzzo se la vedrà con Valerio De Martin. E a Zenson di Piave, qui Daniele Dallanese avrà come sfidante Deborah Lorenzon. Cambio di corso a Breda di Piave, dove si candidano Cristiano Mosole e Fiorenza Zanette, così come a Castelcucco, poco più di 2000 abitanti ma ben 3 contendenti. Riccardo De Bortoli, il candidato sindaco più giovane di questa tornata con appena 24 anni, Paolo Mares e Alberto Pigozzo. Si volta pagina anche a Fontanelle, dove scendono in campo Livio Cavinato, Miriam Manente e Maurina Sessolo, mentre tornano in pista ex primi cittadini a Cappella Maggiore, dove Maria Rosa Barazza si misurerà con Yuri De Luca, Santa Lucia di Piave con Fiorenzo Fantinello opposta a Luca Bellotto e a Tarzo, dove Gianangelo Boff sfiderà Maurizio Ceschin. Quorum unico avversario dell'uscente Gloria Paolon, candidata a Segusino. A dare una mano l'abbassamento del quorum al 40% e soprattutto l'esclusione dal calcolo dei residenti all'estero, che nel piccolo centro pedemontano sono quasi 800 su 1800 abitanti. Questo dunque il vademecum per le elezioni di Lina Paronetto. Vi ricordo poi che il 12 di giugno non ci sono soltanto le amministrative in quei 17 comuni, ma poi anche il referendum, e questo in tutti i comuni. Il referendum, si vota anche per il referendum sulla giustizia. Torniamo alla cronaca. L'autostrada A27 Venezia-Belluno è stata temporaneamente chiusa intorno alle 14:30 di oggi nel tratto tra Belluno e Fadalto in entrambi le direzioni di marcia per il principio di incendio di uno scuolabus che non trasportava fortunatamente persone. L'episodio si è verificato in galleria. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Messo in sicurezza il mezzo, il tratto è stato riaperto intorno alle 16. Non ci sono registrati né feriti né particolari problemi al traffico. Certamente la fortuna è stata che non ci fossero passeggeri in quello scuolabus che ha preso fuoco. Erano invece 7 i passeggeri in 2 auto che si sono scontrate la scorsa notte ad Asolo e tutti e 7 feriti. Un impatto violentissimo e una delle auto che finisce nel fossato. Un miracolo che non si sia consumata l'ennesima tragedia della strada nella Marca. L'impressionante incidente della tarda serata ad Asolo, quando una Peugeot e una Fiat 500 si sono scontrate per cause in fase di accertamento all'altezza di via Croce d'Oro, via San Michele. 7 in totale i feriti, tutti giovani che viaggiavano assieme nei 2 veicoli. Nello schianto la Peugeot è finita in un fosso dopo essere stata sbalzata a una notevole distanza dal punto dell'impatto all'incrocio. Sul posto i carabinieri di Asolo, i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. I ragazzi finiti nel fosso in 5 sono stati estratti dall'abitacolo, fortunatamente in condizioni di media gravità, e sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco. Un incidente che ha richiamato subito alla memoria la tragedia di Paese di domenica scorsa. C'è attesa per la data dei funerali di Davide Pavani, il 17enne di Morgano, travolto e ucciso dall'agente di polizia Samuel Seno. Ieri intanto la veglia di preghiera in parrocchia, intanto il sindaco chiede ai dirigenti scolastici un minuto di silenzio nelle scuole per il giorno dei funerali. Un minuto di silenzio in tutte le scuole di Morgano per ricordare Davide nel giorno dell'addio. Sarà uno degli omaggi della comunità al 17enne vittima della tragedia di Paese nel giorno dei suoi funerali. Il sindaco Daniele Rostirolla ha scritto la lettera di richiesta per questo momento di riflessione da spedire ai dirigenti scolastici. Manca soltanto la data. La cerimonia funebre non è ancora stata fissata. Prevista la prossima settimana, dovrebbe svolgersi mercoledì, ma potrebbe slittare a venerdì o sabato per dare la possibilità ai suoi compagni di scuola di essere presenti. Già ieri sera intanto c'erano molti amici alla veglia organizzata dalla parrocchia. 2 i momenti che hanno colpito Don Mario Vanin. Da una parte i giovani, credo che il 60-70% delle persone fossero ragazzi. Ma non è stato solo questo. Ho visto anche dei piccoli maestri, soprattutto nella capacità di essere spontanei nel dimostrare il loro dolore, ma nello stesso tempo anche molto attenti, molto sensibili con le loro domande sincere sulla vita, e credo che anche una comunità possa imparare da loro. E le domande sono: ma cosa vuol dire stare a questo mondo? Come vivere una vita che è così breve? E poi un altro aspetto: l'atteggiamento delle donne, delle madri soprattutto, che hanno una sensibilità, un'intesa, quasi una complicità molto particolare, per cui la capacità di comprendere subito
la sofferenza senza dire parole di circostanza che non servono a niente. Intanto la famiglia di Davide continua a elaborare un dolore troppo forte soltanto da immaginare. Perdonare è una parola molto grande in questi casi, è una possibilità, ma sono processi lentissimi se ci saranno. Io direi di lasciarla sempre come una cosa possibile, quasi sospesa. È possibile, come per alcuni è stato possibile, ma sono processi che non vanno forzati e non vanno soprattutto posti come un qualcosa di incalzante. Si è parlato molto di sicurezza stradale da insegnare ai giovani anche delle scuole, poi c'è anche la sicurezza stradale da ricordare a chi invece la patente ce l'ha da molti anni, gli anziani. Rispolverare le regole del codice della strada è il tema dell'incontro di oggi, di stamattina, degli anziani del centro anziani di via Castello d'Amore con la polizia locale di Treviso. Quando si va a fare l'esame della patente vorrei che non fosse solo visita medica ma anche pratica. Parte da questa consapevolezza l'iniziativa dedicata agli anziani al volante del comune di Treviso. Convenzione rafforzata dalla triste quotidianità degli incidenti stradali, molti dei quali con esiti mortali. Mi hanno rinfrescato un po' la memoria del codice della strada, interessante. Sono più pericolosi gli anziani al volante o i giovani al volante? Ma direi i giovani. Perché? Perché gli anziani hanno un'esperienza di guida. Aggiornamento quindi non solo delle regole stradali. Un bel rinfresco della patente fatta più di 40 anni fa e tante cose nuove, soprattutto su quegli oggetti tipo overboard, monopattini elettrici, cose che trovi mentre guidi, li trovi in strada e non sai come comportarti. Veicoli che aumentano l'attenzione di chi è alla guida e che deve fare i conti con l'età e i riflessi, ma anche con la supponenza dei giovani. Io ho mio nipote che è appena fresco di patente e gli do dei consigli e lui mi dice: non ti preoccupare nonna, io so già tutto, so tutto. Ecco, sono un po'... Ecco allora la prima regola che vale per ogni mezzo e per tutte le generazioni. Pensare che alla guida della bicicletta o a piedi non siamo padroni della strada, oppure con i monopattini. Qui ci sono regole nuove e bisogna fare molta attenzione alla possibilità che succedano degli incidenti. Gli incidenti provocati con la presenza di anziani arrivano molto di più perché c'è una mancanza di riflessi o perché c'è mancanza di conoscenza delle regole? Ma credo che purtroppo quando si arriva a una certa età la mancanza di riflessi sia fondamentale. Da qui la seconda regola per chi non vuole o non può rinunciare all'automobile. Di essere consapevoli che se hanno determinati problemi fisici dovrebbero però usare strade che magari di poco traffico o magari circolare in condizioni di traffico non intenso. Di nuovo la cronaca, restiamo a Treviso, edifici fatiscenti occupati abusivamente, il blitz della polizia. Un casolare abbandonato ma abitato da 6 stranieri, 2 dei quali irregolari e che si dedicavano allo spaccio. L'edificio è finito nel mirino della squadra mobile di Treviso, impegnata in un'attività mirata al controllo delle strutture occupate abusivamente in città. L'edificio si trova nel quartiere di San Liberale, era in pessime condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, occupato da 6 cittadini nigeriani, privi di documenti, di cui 2 si è poi accertato essere irregolari sul territorio nazionale. All'esterno dell'ormai fatiscente struttura, inoltre, sono stati trovati ben occultati nella vegetazione 15 grammi di marijuana. Gli stranieri irregolari sono stati sottoposti al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Torniamo a parlare dei riflessi pesanti della guerra in Ucraina per la nostra economia. Il censimento delle scorte di cereali è in carico gli esperti di segnalare le varietà più produttive. Queste le richieste del Ministero dell'Agricoltura arrivate anche nella Marca, dove non si esclude il rischio razionamento del grano. La guerra in Ucraina sta già mettendo in difficoltà il settore cereicolo italiano. Le prime conseguenze sono state l'aumento dei prezzi dei mangimi, ma presto potrebbe toccare i prodotti per l'alimentazione umana e per primo il pane. E un segnale preoccupante è partito da Roma verso il Piave. Il Ministero dell'Agricoltura ha fatto una richiesta importante a livello nazionale a tutti gli operatori del settore di cereali e del seme di soia, chiedendo urgentemente gli stock alla data del 15 marzo 2022. Questo nell'ambito del conflitto che è ancora in atto fra la Russia e l'Ucraina. È un'indagine preventiva
questo per portare avanti un programma di organizzazione, di prevenzione, perché appunto si vada incontro ad un fenomeno di razionamento a livello nazionale. Del resto, sottolineano gli esperti, il Veneto, come il resto dell'Italia, riesce a coprire poco meno della metà del fabbisogno interno. Il resto arriva per la quasi totalità da Russia e Ucraina. E con i magazzini ucraini pieni e bloccati dalla guerra, solo per il porto di Odessa si stima siano ferme 2,5 milioni di tonnellate di grano, la decisione di censire tutto quello che abbiamo in casa non è la sola presa dal governo in questa emergenza. Il Ministero ci ha chiesto di formulare coltura per coltura, siamo diversi docenti delle università di agrarie italiane, ci ha chiesto di formulare delle linee guida per aumentare e facilitare la coltivazione di cereali. Quindi non solo stoccaggio, ma anche produzione futura in una sorta di nuova battaglia del grano per evitare razionamenti e con una lezione per tutti. Purtroppo con la globalizzazione abbiamo pensato che le materie prime fossero sempre disponibili in qualunque momento e a prezzi bassi. Questo purtroppo non è più vero, o meglio è sempre stato vero, ma per un periodo storico abbiamo pensato che la produzione locale non dovesse essere sufficientemente, diciamo, tutelata. Oggi ritorna molto importante questo imperativo. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di Antonio Canova. Rieccoci in diretta, oggi il primo giorno di apertura della mostra su Antonio Canova al Museo Balio Treviso. Ieri abbiamo raccontato proprio in diretta l'inaugurazione della mostra. Vittorio Sgarbi ricorda la modernità di questo artista con un'opera che lega la Marca all'Ucraina. Canova ha un futuro, non è soltanto un artista volto all'antico, c'è un Canova e l'attualità. Ha descritto così Vittorio Sgarbi l'opera dello scultore di Possagno ieri sera all'inaugurazione della grande mostra allestita al Museo Bailo. E l'attualità sta in una scultura che di fatto lega la Marca all'Ucraina. La pace di Kiev, perché voi sapete che Canova scolpì, dopo averla concepita in gesso nel 1812, una scultura arrivata purtroppo quando il committente ormai era scomparso. Era un committente che ammirava Canova, ammirava anche Napoleone, che peraltro stava immaginando di occupare la Russia. Canova ha mandato una scultura nel 1816 a San Pietroburgo e quella scultura nel 1957, quindi quando si celebrava Canova qui, è stata mandata da Khrushchev, che era il presidente di tutte le Russie, dell'Unione Sovietica, ed era ucraino, quindi all'epoca non esisteva una contrapposizione fra due identità nazionali, l'ha mandata a Kiev e con ciò essa è diventata, benché concepita per San Pietroburgo, la pace di Kiev. Oggi questa scultura si deve difendere, è protetta con i sacchi, con tutto quello che serve durante la guerra per impedire che le opere vengano distrutte. Un'opera ma soprattutto un simbolo, secondo Sgarbi, che dimostra come l'arte salva l'uomo dagli istinti più bassi, come l'odio verso l'altro. Canova rappresenta l'arte nella sua dimensione più assoluta, la dimensione in cui tutto è depurato dal male, dalla violenza, ed ecco per questo egli può essere così alto simbolo di pace con la sua scultura per Kiev. E alla fine una riflessione che difficilmente ti aspetti da un critico d'arte dichiaratamente laico. Canova ci unisce qui a celebrare un'idea di arte come qualcosa che ci avvicina a Dio. Dio potrebbe anche non esistere, ma l'altro ci dice che Dio esiste. L'esistenza dell'arte ci parla di qualcosa che sta sopra di noi, che è dentro prima e poi sopra di noi. Intanto 2 padiglioni della Gipsoteca di Possagno saranno ristrutturati grazie al 1,5 milioni di euro arrivati da 2 distinti fondi ministeriali. Previste opere a maggiore tutela di sculture e calchi da possibili danni causati dal passaggio dei visitatori, come è accaduto ieri, lo abbiamo ricordato proprio nel nostro telegiornale. Un bambino ucraino che ha messo la testa sotto la catena che circonda Paolina Borghese e strappare le dita dei piedi. Le abbiamo ricollocate. Questo piccolo incidente che viene da un ragazzo che viene qui a cercare aiuto e salvezza è il segnale che alla fine Canova ha resistito. E questa è l'interpretazione del presidente della Fondazione Canova del danno ad una delle opere in Gipsoteca.
Una rottura che evidenzia come si debba provvedere in maniera più efficace per la protezione di calchi e sculture. L'attenzione deve essere molto alta perché bambini e anche adulti non sempre si rendono conto della delicatezza del nostro patrimonio. Una maggiore tutela delle opere legata ai fondi arrivati al museo per importanti interventi ai diversi padiglioni della Gipsoteca. Abbiamo 1 milione di euro per restaurare e per migliorare dal punto di vista sismico l'ala Lazzari, e questo grazie alla partecipazione del Comune di Possagno al Fondo Cultura. E abbiamo avuto da pochi giorni la notizia dal dottor Fabrizio Malagani, nostro soprintendente, che ci saranno degli ulteriori finanziamenti per restaurare l'ala Scarpa. Un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro a tutela delle opere del Canova nella ricorrenza del bicentenario della morte avvenuta il 13 ottobre 1822 a Venezia. Credo che il modo migliore per celebrare l'artista sia quello di volgere la nostra attenzione alla valorizzazione, come abbiamo detto prima, attraverso delle mostre, ma non dobbiamo perdere di vista quella che è la conservazione, e quindi andiamo nella direzione del restauro. Parliamo di giovani e imprese, i giovani che hanno sempre più coraggio spesso degli adulti. Ieri l'incontro dell'imprenditore Alessandro Benetton con gli studenti universitari a Padova. Mi piace sempre ricordare che le cose importanti le hanno sempre fatte nella storia, in tanti casi, persone sotto i 30 anni, perché hanno quel coraggio che tante volte a chi ha già magari preso qualche botta se l'è dimenticato. È bello vedere che queste iniziative nascono proprio dai giovani stessi. Io ho molto fiducia e ritengo che queste nuove tecnologie offriranno a loro tante belle opportunità. Sta anche a noi, un po' più avanti con gli anni, far sì che loro abbiano un percorso facilitato. Un'aula gremita di studenti dell'Università di Padova ha accolto Alessandro Benetton per un incontro per parlare di giovani ed impresa, approfittando del libro in cui l'imprenditore trevigiano si racconta. Un'occasione per parlare proprio ai più giovani, quelli che hanno sempre meno voce e sempre più idee. Sembra che tante volte gli adulti si dimentichino come si sono sentiti loro quando erano giovani. È un incoraggiamento che va dato ai giovani perché si facciano sentire di più, e un incoraggiamento invece per chi sta nei posti dove c'è la possibilità di dare più spazio a qualche idea che tante volte può essere quella che fa veramente la differenza. Un libro nato dagli stimoli che i nuovi media danno, dal confronto che ne è nato un'occasione per raccontare successi e anche i fallimenti. Ho ragionato sul fatto che tante volte, per quanto appunto la mia posizione fosse particolare, privilegiata sicuramente in tanti passaggi, però aveva anche delle similitudini su come si sentivano questi giovani, e per cui insomma a quel punto un vecchio album di ricordi e di emozioni messo assieme con tanti anni di lavoro, di esperienza e di partecipazioni di 21 Invest, di avventure, di cose che sono andate bene, di cose che sono andate meno bene, poteva diventare qualcosa di utile anche per questi ragazzi. Sono tante le iniziative a Treviso in questo maggio appunto trevigiano, non solo l'arte, abbiamo visto Canova prima, anche la musica. Dal 25 maggio l'8ª edizione di Treviso suona il jazz. Torna in città nel mese di maggio, dopo 2 edizioni slittate a fine estate, il Festival Treviso Suona Jazz, promosso dall'Associazione Urbano Contemporaneo in collaborazione con il Comune di Treviso. Mai interrotto neppure durante la pandemia, il festival riproporrà dal 25 al 29 maggio la formula, molto apprezzata dal pubblico, di aprire alla musica le porte dei luoghi d'arte, ma non solo. Un grande nome internazionale che è il pianista statunitense Yuri Kane al Teatro Mario del Monaco, in un potenziamento delle attività dei nostri workshop e del ruolo dei giovani. Infatti i giovani puntiamo molto sui ragazzi dei conservatori e sui ragazzi che si esibiranno quindi in Loggia dei Cavalieri nel weekend conclusivo. Ricordiamo che oltre ai grandi appuntamenti come per esempio i grandi concerti al Teatro Comunale, saranno le nostre piazze, i nostri prateatici, i bar che si riempiranno di musica e di improvvisazione, giustamente come vuole il jazz. Una delle cose che più notano i turisti e i visitatori è che Treviso sia una città così viva, perché in ogni angolo, quasi insomma in ogni giorno del fine settimana c'è un concerto, c'è un'attività, c'è qualcosa, e sta diventando sempre di più una caratteristica della nostra città, e quindi che diventa sempre più attrattiva grazie alla musica.
8ª edizione del festival che può contare ancora una volta sul contributo del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, oltre che del Venezia di Rovigo e dell'Associazione Manzato di Treviso. E collaboriamo da sempre con questa meravigliosa iniziativa Treviso Suona Jazz, il festival appunto gestito dal maestro Nicola Bortolanza. Fin dall'inizio della fondazione di questo festival, da 8 edizioni, siamo partecipi con il nostro conservatorio, anche quest'anno con un ensemble lab dell'Agostino Steffani. Sono appunto dei momenti di formazione. Primo appuntamento mercoledì 25 maggio all'Auditorium della provincia a Sant'Artemio con Antonello Salis e Simone Zanchini. Adesso andiamo nel Bellunese. La cronaca in primo piano con un'esplosione nella notte di fronte a una casa di riposo per anziani a Seren del Grappa, obiettivo dei malviventi uno sportello bancomat. Boato nella notte a Seren del Grappa. Attorno alle 2:30 4 individui hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Cassa Rurale delle Dolomiti di Via Marconi. Il boato è stato sentito anche da molto distante, ma a dare l'allarme sono stati gli avventori di un bar che era ancora aperto. Un gran botto, sembrava un terremoto. Ho preso anche paura, ero seduto sul gabello e sono saltato giù, a dico la verità. E poi c'erano qua dei ragazzi che hanno detto guarda, è scoppiata una bomba qua fuori e sono andati a vedere. Sì, e hanno visto vetri fuori, hanno visto che hanno fatto saltare il bancomat. Scassinata il bancomat, ha fatto esplodere, che ha saltato, basta. Questo ho sentito. Un paesino così però, o è gente non del posto che hanno visto la zona però e hanno approfittato perché lì è silenziosa, tranquilla. Ho visto una macchina però comunque i carabinieri sono arrivati 7 minuti e erano qua. I carabinieri sono intervenuti nel giro di pochissimo tempo, ma con i circa 20.000 euro di bottino la banda di malviventi si era già dileguata a bordo di una vettura che potrebbe essere stata un Audi Station Wagon di colore scuro. Oggi alle 12 anche a Belluno, ovviamente nella provincia è scaduto il termine per le candidature in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Allora vediamo nel prossimo servizio il quadro della carica dei candidati sindaco e dei candidati consiglieri, oltre 600 nei 12 consigli comunali che verranno rinnovati con il prossimo voto. Ultimo giorno per le candidature in vista delle liste per le prossime amministrative. Alle 12 scadeva infatti il termine ultimo per depositare nomi, simboli e liste. 12 i comuni al voto, di cui in solo 2, Belluno e Feltre, è possibile ci sia poi un ballottaggio. Sia nell'uno come nell'altro il sindaco uscente non può ricandidarsi, avendo entrambi già svolto 2 mandati. E se nel capoluogo i candidati sindaco saranno 3, come a San Gregorio nelle Alpi e Lamon, uno in più ci sarà a Feltre, dove il quarto si è aggiunto al fotofinish, e a Cortina d'Ampezzo anche lei con ben 4 contendenti. 2 soli candidati invece a Falcade, Auronzo di Cadore e Soverdene. Sarà invece automatica, essendo una corsa in solitaria, la rielezione a Rivamonte a Gordino di Giovanni Deon, che si ricandida così come Carlo Zanella al Cesi Maggiore. E corsa in solitaria sarà anche quella di Sarabona a Tambre. Lo stesso a Fonzaso, dove fino all'ultimo si è temuto non si presentasse nessuno, mentre invece il gruppo che già amministrava si è ripresentato con il simbolo Bene Comune Fonzaso e indicando come futuro primo cittadino Cristian Pasa. In totale diverse centinaia i candidati consiglieri, tra cui spiccano i circa 300 che competono nella sola Belluno per 32 posti e i 150 di Feltre, dove i posti disponibili in consiglio comunale sono la metà, andando via via a scendere a seconda della dimensione del comune stesso. Tutti i numeri e candidature che ovviamente andranno verificati dalla commissione elettorale, cui spetta l'onere della convalida per ciascuno di essi. È iniziata questa mattina la gara di arrampicata del circuito Coppa Italia Fasi presso la palestra di Roccia Lino Lacedelli di Cortina d'Ampezzo, organizzata da ASD Cortina 360. La competizione si struttura di 2 categorie di partecipanti. Durante la giornata di oggi è stata la volta dei senior, mentre i junior gareggeranno domani. La gara ha visto registrare un ottimo successo di iscrizioni giunti da tutto il Veneto, visti circa 140 partecipanti complessivi. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.
nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Aria più fresca in quota si insinua nel campo di alta pressione, ma il tempo sarà tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di domenica 15 maggio. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulle zone montane e pedemontane sarà possibile qualche temporale, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, salvo nel pomeriggio sui rilievi dove non si escludono delle piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma saranno ancora possibili occasionali rovesci e temporali, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.